Benvenuti, oggi è sabato 6 aprile 2024. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 18.27. La luna sorge alle 4.24 e cala alle 15.51. Oggi si celebra San Celestino I Papa. Oggi si celebra la giornata mondiale dello sport per lo sviluppo e per la pace. È una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2013 e celebrata ogni anno dal 2014, proclamata nel giorno in cui nel 1896 si svolse ad Atene la cerimonia di apertura dei primi Giochi Olimpici moderni. Una giornata istituita per diffondere il valore educativo dello sport per la società civile. Buon 67° compleanno a Paolo Nespoli, il nostro astronauta italiano. Dopo essere stato assunto dall'ESA nel 1991 e aver lavorato con la NASA, Nespoli ha intrapreso il suo primo viaggio nello spazio il 23 ottobre 2007 a bordo dello Space Shuttle Discovery, coordinando le attività extraveicolari. Nel 2017 è tornato nello spazio per la terza volta, accumulando un totale di 313 giorni in orbita. Festeggiamo anche i 55 anni di Paul Rudd, attore amato per i suoi ruoli memorabili. Dopo aver debuttato nella commedia Ragazzi a Beverly Hills nel 1995, ha recitato in Romeo più Giulietta e ha partecipato alle ultime 2 stagioni di Friends. Conosciuto per le sue performance in 40 anni Vergine e Una notte al museo, nel 2015 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Infine, un affettuoso augurio di buon 42° compleanno a Francesco Oppini, figlio della showgirl e attrice Alba Parietti e dell'ex marito Franco Oppini. Cresciuto in una famiglia d'arte, Oppini ha esplorato il mondo dello spettacolo fin da giovane, partecipando al reality La Fattoria nel 2004. È noto per il suo ruolo di telecronista sportivo su TV7 Gold e per la sua passione per la Juventus, che esprime spesso come opinionista nella trasmissione diretta Stadio. Il 6 aprile del 1896 si aprono ad Atene i primi Giochi Olimpici dell'era moderna, voluti dal barone Pierre de Coubertin. Gli ultimi si erano tenuti sotto l'imperatore Teodosio I, che li vietò nel 393 per via di un sisma che aveva semidistrutto Olimpia e per l'intollerabile corruzione che si era creata. L'Italia partecipa ad Atene con un solo atleta, il maratoneta Carlo Airoldi. Perché i papi cambiano nome una volta eletti? Questa tradizione risale a secoli fa ed è simbolo di totale dedizione al nuovo ruolo. In origine l'usanza nacque perché alcuni papi ritenevano i loro nomi di battesimo inappropriati per la carica. Il primo a cambiare nome fu Papa Mercurio, che nel 533, non volendo portare il nome di un dio pagano, scelse di chiamarsi Giovanni. Un altro esempio è quello di Pietro Buccoporca, che decise di cambiare il suo nome in Sergio. Il nostro attuale Papa, nato Jorge Mario Bergoglio, ha scelto il nome di Francesco, in onore di San Francesco d'Assisi. Buongiorno ai 12, oggi una sorprendente luna in acquario congiunta ad un intrigante Plutone dinamizzano la ruota zodiacale. Vediamo come. Ariete, torna una luna amica che vi riempie di stimoli e di tante sensazioni belle, proprio perché accende un Plutone molto caldo ed intrigante e vi riporta sul piano delle passioni. Forza! Toro, la giornata di oggi è un po' più complicata proprio perché la Luna entra in quadratura con Giove ed Urano, quindi lo zodiaco vi richiama sempre al bisogno di attenzione che c'è nel non esagerare, a non fare passi più lunghi della gamba e nel calcolare soprattutto le conseguenze delle decisioni che prenderete. Gemelli, una Luna così amica e solidale non si vedeva da un po', quindi oggi risale l'umore grazie agli amici e al sociale. I segni d'aria sono i più bravi nel vivere il mondo delle relazioni generali e oggi finalmente un po' d'umore e anche una certa attrazione per qualcuno potrebbero essere il leitmotiv della giornata. Cancro,
La Luna, la vostra dea, che pur distante in gradi notevolmente da voi oggi, è congiunta comunque a Plutone, quindi tutte le energie creative ed intriganti sembrano essere incamerati dal vostro luminare, anche se quadra con Urano, quindi fa sempre riferimento ad una certa tensione e ansia da prestazione che avete. Godetevi invece una calda sensualità e una forte attrazione che subirete da parte di qualcuno. Leone, oggi la giornata è una giornata un po' di scontro, qualcosa di misterioso, di intrigante viene a galla, magari qualche piccolo fraintendimento al lavoro. Il leone è in questo momento un po' competitivo, ma semplicemente perché vorrebbe avere il giusto spazio che lo mette in luce in ambito lavorativo. Pazientate, arriverà il vostro momento. Vergine, il momento per voi invece è bello denso, con tanti pianeti in opposizione e con un Mercurio, vostro astro, abbastanza fermo. Oggi tecnicamente dovrete essere preparati ad avere tutte le risposte professionali e pratiche. Forse sarà importante farsi aiutare da un tecnico specifico in materia di amministrazione e gestione legale delle cose. Bilancia, a proposito di giustizia e legalità, ecco che oggi avrete una bella giornata con una luna plutonizzata in trigono, quindi assieme agli altri fratelli d'aria starete bene nello zodiaco, ma per voi questa luna riaccende un po' di passionalità. E parlando di passionalità, Scorpione, che oggi, seppure la luna in quadratura, è comunque congiunta al vostro maestro, al vostro Plutone, per cui una luna che dà tantissime attrazioni, soluzioni, ma soprattutto la certezza creativa che state di nuovo risalendo e che i vostri desideri più intimi sono di nuovo appagati. Sagittario, una luna amica, proprio saranno gli amici ad illuminarvi, a darvi tanti input e tantissimi stimoli a voi cari. Le soluzioni ai vostri problemi potrebbero essere molti, ma la luna è quadrata a Urano, quindi attenzione nello scegliere delle opzioni. Tentate anche voi di ridimensionare i costi e di stare in determinati margini, mai azzardare troppo. Capricorno, una luna assolutamente eccezionale per voi oggi, proprio perché in seconda casa è congiunta a Plutone e vi dà tutta la forza, l'energia e la capacità di vedere più creatività o più soluzioni rispetto ai vostri progetti edificanti e costruttivi. Ottimo per voi, ricordate in serata un po' di spazio per la passionalità. Acquario, protagonisti di questa luna di oggi con una luna congiunta a Plutone, siete assolutamente strapieni di stimoli, di creatività, grande voglia di fare e di concretizzare. La luna però nel contempo quadrerà proprio al vostro maestro Urano, per cui fate attenzione a non caricarvi troppo di energia e di non lasciare trapelare quel velo di sottile nervosismo. Forza che prima o poi Urano uscirà dal Toro, non è presto, ma uscirà. Pesci, giornata oggi molto romantica e molto passionale, proprio perché Luna e Plutone dietro le quinte, proprio nell'area della vostra 12ª casa, agitano i vostri animi in una maniera molto interessante. Oggi c'è spazio per la vostra immensa passionalità, e se ieri era con Marte e Saturno che la Luna dialogava, oggi dialoga con Venere e Nettuno, quindi la vostra immensa profondità e la vostra enorme capacità d'amare. Il 6 aprile del 2009 un violento terremoto in Abruzzo devasta l'Aquila e la parte dei paesi vicini. La magnitudine della scossa è di 5,9 gradi della scala Richter e lo sciame sismico seguente registra oltre 1000 scosse di assestamento. Accordare gli strumenti. Non è solo una frase che si sente in orchestra prima di un concerto, è un'espressione che usiamo anche nella vita di tutti i giorni quando parliamo di trovare un'intesa comune, che si tratti di allinearsi su una strategia con i colleghi o di mediare tra due amici in disaccordo. Accordare gli strumenti significa creare armonia nelle relazioni, proprio come i musicisti fanno prima di un'esibizione. E proprio come in musica, quando tutti sono in sintonia, il risultato può essere davvero magico. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play.
Venturino Venturi, scultore e pittore di talento, ha vissuto i suoi primi anni tra Francia e Lussemburgo. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fu richiamato alle armi e si trasferì a Milano, dove iniziò a lavorare su diverse commissioni spaziando tra l'Italia e l'Europa. Questo impegno estenuante, unito alla delusione per non aver potuto completare le sue opere come desiderava e ai dolorosi ricordi di guerra, lo portarono a una grave depressione. Durante il suo ricovero all'ospedale di San Salvi a Firenze, Venturi non smise di creare, trasformando il suo dolore in arte. Sul pavimento del manicomio realizzò grandi disegni a pastello e a tempera. Ci salutiamo con la nostra consueta frase del giorno. La maggior parte delle cose importanti al mondo sono state realizzate da persone che hanno continuato a provare quando sembrava non esserci alcuna speranza. E di speranza ce n'è più di una oggi. Sicuramente la speranza che domani ci rivedremo e sicuramente che sarà un'altra imperdibile puntata di Almanacco.